Buon pomeriggio a tutti, oggi è mercoledì 13 novembre e con oggi sono 174 giorni che trascorro su questa gru. La gru Ursus, la gru galleggiante, appoggiata nel porto di Trieste. Ecco, e quella che vedete in questo momento è la situazione meteo che si presenta in questo momento dalla gru Ursus. E guardate l'ultimo raggio di sole del tramonto, guardate che meraviglia quella linea rossa sull'orizzonte, la sottile linea rossa. Guardate che meraviglia, è uno spettacolo, sì. Anche è proprio vero che a volte la guerra è bella anche se fa paura, come recitava una canzone di De André. Ci sono ancora tanti nuvoloni neri minacciosi tutto attorno alla cintura della città. E, guardate, guardate che roba, sono veramente minacciosi. E, non dovrebbero essere previsti temporali per questa notte, io me lo auguro davvero perché confesso che stanotte me la sono davvero vista molto brutta, come potete immaginare. Qui c'è stato davvero l'inferno. Io personalmente non ho mai visto tanta acqua tutta insieme, pensavo di averla già vista altre volte e ogni volta vedo qualcosa che riesce a superare la volta precedente. Qui sotto, come vi avevo fatto vedere questa notte le immagini, questo il molo quarto, era completamente sommerso dall'acqua, era praticamente sparito sotto l'acqua. E un'alta marea così io credo di non averla mai vista in vita mia a Trieste, credo sia la prima volta. E, mentre vi parlo continuo a farvi vedere questo tramonto strepitoso che vale veramente la pena. Guardate che meraviglia. E, ci potrebbero veramente stare ore a guardare in religioso silenzio questo paesaggio da qui perché è davvero da mozzare il fiato. Non so se riuscite a vedere i colori così netti, così puliti, così intensi attraverso l'occhio della mia fotocamera, ma a occhio nudo è una cosa veramente da mozzare il fiato. Anche questi nuvoloni sono meravigliosi nel loro aspetto anche minaccioso e inquietante, però sono anche straordinariamente belli. E, ecco, adesso per tornare invece con i piedi per terra si fa per dire, insomma, alle notizie del giorno. La notizia del giorno è che è una dichiarazione del nostro ministro triestino Stefano Patuanelli, ministro del Mise, che ha dichiarato pubblicamente che Trieste è un territorio, è un territorio libero internazionale, extradoganale e extra web. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in questo momento io mi trovo in un territorio fuori dall'Unione Europea. Quello che vedete questo è un territorio fuori dall'Unione Europea. Ecco, non che questa fosse una notizia sconosciuta a molti triestini, anzi ci sono molti triestini che la sanno bene questa storia e che per questo diritto hanno anche rischiato tantissimo, alcuni hanno veramente passato un guaio solo per aver fatto questa dichiarazione. Oggi questa dichiarazione la sta facendo un ministro della Repubblica Italiana, quindi non un picco palla, e pensate che ci sono delle persone che invece qui a Trieste proprio
per dimostrare questo diritto hanno passato un guaio e stanno ancora passando un guaio, stanno passando per dei tribunali. Questo mi pare veramente una cosa pazzesca, una delle tante cose pazzesche che succedono in questo paese. Mi sposto perché si sta alzando il tempo e il vento e ho paura che non mi sentite. Però questa notizia comunque appunto si conosceva, era risaputa in città e il fatto che l'abbia dichiarata pubblicamente un ministro è interessante perché apre nuovi scenari e anche nuove opportunità per questa città. Ecco, io oggi mi sentirei soltanto per il momento di fare un invito ai miei concittadini di stringersi a tutte quelle persone che in tutti questi anni si sono battute per questo, per dimostrare questa verità e questo diritto di questa città di essere un territorio libero internazionale. E, e quindi di stringersi attorno a queste persone e prendere al volo questa opportunità, perché credo che sia un'opportunità che se si fosse presentata in qualsiasi altra città del pianeta veramente l'avrebbero presa tutti quanti al volo, non sarebbero lasciata scappare. È un'opportunità per sfilarsi anche da questo sistema marcio e malato che si è sedimentato purtroppo in questa città e in questo paese da anni. È un'opportunità per sfilarsi da queste scellerate direttive neoliberiste, turbocapitaliste di questa ultradestra finanziaria che ha massacrato questo paese e questa città. È un modo per sfilarsi da tutti quelli che hanno mangiato pane sporco e vorrebbero continuare a mangiare pane sporco in questa città. Ecco, certo che anche per me ovviamente si aprirebbero nuovi scenari. Questa notizia è semplicemente per me un aggravante in più su quello che hanno già fatto questi nostri politici nostrani riguardo la mia vicenda personale, che ormai credo che sia più che chiara a chi voleva capirla, cosa hanno combinato questi nostri politici, come sono riusciti a massacrare un'impresa sana, bella, produttiva come la mia, per poi metterla, cavalcando appunto queste direttive scellerate, cavalcando e nascondendosi dietro queste direttive, perché bisogna sempre precisare questa cosa, cioè non è che sono vittime, no, poverini, perché loro si nascondevano dicendo che poverini erano vittime di queste direttive europee, mentre invece avevano tutti gli strumenti per poterle superare, solo che non gli conveniva, dovevano chiaramente favorire tutto questo sistema marcio e corrotto e gli amici degli amici. Oggi sappiamo in che mani è finita la Voce della Luna, nelle mani di una multinazionale, e ricordiamolo bene, che non ha dovuto peraltro neppure partecipare a un bando di gara, e questo veramente è pazzesco. Questa oggi in mano a questi personaggi della Pacorini Group, multinazionale a tutti gli effetti, una multinazionale molto grossa, e Paolo Fontanot, il pane quotidiano. Mamma mia. E quindi questi qua praticamente si sono impossessati della mia impresa senza avere la necessità neppure di fare un bando di gara, ma questo si sapeva già, perché le banche, le mafie, le multinazionali e tutta questa gente a cui faceva comodo, no, questa finta Europa dei popoli non aveva bisogno della certezza del diritto come ne avevamo bisogno noi piccoli imprenditori italiani, poiché questi qua
il diritto se lo fanno da soli, no? Cioè si sapeva che non avrebbero neanche avuto bisogno di partecipare a un bando di gara. Ecco, io dico semplicemente questo oggi ai miei concittadini: non lasciatevi sfuggire questa opportunità, è una cosa unica, anzi più unica che rara, quella di poter a vivere in un territorio libero, internazionale, extradoganale e extra UE. Ricordatevi bene, stringetevi attorno alle vostre persone, a quelle figure di riferimento di questa città che si sono battuti per questi diritti. Ecco, buona serata a tutti. Sì, no, ricordo soltanto che stasera alle 19:30 per 3 minuti io suonerò questa trombetta che ho acquistato per 2 euro, costa veramente pochissimo, per ricordare appunto ai nostri concittadini ai nostri politici nostrani e i nostri amministratori che qui sopra la gru c'è un essere umano e che non possono permettersi di calpestare in questo modo impunemente la vita, la dignità, la salute e i diritti dei propri concittadini. Questo non lo possono fare, perché se continuano a calpestare la mia vita in questo modo, va da sé che calpesteranno la vita di tutti voi, perché questo loro stanno dimostrando. È una specie di prova di forza, di spaventarvi, per spaventarvi, e dirvi: state attenti, perché se vi ribellate, se alzate la testa contro di noi, vi massacreremo come stiamo massacrando Di Finizio, e lo facciamo perché con il vostro silenzio assenzio. Non lo permettete, perché se lo faranno con me, lo faranno anche con voi e con i vostri figli. Buona serata a tutti.